Dietro di me, vedete, c'è l'immagine del Papa Giovanni Paolo II. Venne qui il 1° di maggio del 1992 a dare a questo tempio la sua caratteristica spirituale. E dall'ambone di questa chiesa disse così: questo tempio, Monte Grisa, deve essere foriero di pace, portatore di pace per le genti del nord, del sud, dell'est e dell'ovest. Questa pace che ancora oggi, impetrata qui in questo tempio, nella preghiera e nelle celebrazioni, vuole essere portata in ogni dove, non soltanto nel contesto dell'Alpe Adria dove noi ci troviamo nel centro, con i paesi frontalieri, ma deve essere estesa a tutta l'Europa e al mondo intero. Monte Grisa, il più grande monumento italiano della pace, dove si ricorda Maria di Fatima, giacché è l'eco della spiritualità di Fatima in Italia, e qui in questo tempio che vuole offrire il meglio della spiritualità mariana, abbiamo ogni 13 del mese, come a Fatima, il rosario e la grande processione con i flambeau e la messa, e poi i grandi momenti di spiritualità, primi sabati del mese l'adorazione eucaristica, e poi ogni domenica un taglio diverso uno dall'altro. La prima domenica del mese la riparazione secondo Fatima, con l'adorazione rosario e messa al pomeriggio ore 16. La seconda domenica portiamo l'attenzione alla pace, invocando il beato Carlo I d'Asburgo, e poi la terza domenica per gli ammalati. Gran parte soffrono, non soltanto in questo luogo, ma un po' dappertutto. La sofferenza è di casa. Chiedere una preghiera particolare per la guarigione, il sostegno del nostro cuore nei momenti di difficoltà, credo che sia d'obbligo. Ecco, offriamo anche la consacrazione alla Madonna, ma insieme anche l'olio degli infermi per tutti quelli che possono riceverlo. Poi la quarta domenica del mese per i figli in cielo, cioè tutti coloro che soffrono ancora di un affetto reciso, la morte di un proprio congiunto, di un proprio caro, un figlio mai nato, una circostanza grave, un incidente stradale. Quanta gente soffre moralmente per affetti veramente recisi, e chiedere una preghiera in tal senso è l'unico rimedio che in molti casi si può avere per trovare pace nel cuore.